sono tornati sul territorio nazionale nonostante non potessero farlo. La squadra mobile della Questura di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, ha arrestato 3 tunisini giunti a Lampedusa nei giorni scorsi. In particolare, uno è stato arrestato perché è rientrato in Italia prima dei 3 anni previsti nel decreto di espulsione a suo carico emesso nel 2017. Gli altri 2 sono stati arrestati per essere rientrati nel territorio nazionale violando i termini del decreto respingimento rispettivamente del gennaio di quest'anno e del 1° di questo mese di luglio. Uno degli arrestati dunque si sarebbe reintrodotto in Italia dopo soli pochi giorni dal respingimento. I 3 arresti, fanno sapere dalla Questura di Agrigento, sono stati effettuati nella tarda serata di questo lunedì e sono stati convalidati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha concesso il nulla osta all'espulsione. I 3 tunisini, dopo il giudizio direttissimo, sono stati accompagnati presso i vicini centri di permanenza per il rimpatrio. Dall'inizio dell'anno sono 38 i migranti arrestati o fermati dalla squadra mobile di Agrigento, 19 per reingresso illegale, 7 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 6 per altri provvedimenti come misure cautelari o condanne definitive e altri 6 per reingresso illegale con violazione della nuova norma del decreto Salvini.